Sabato 25 maggio 2019. Siamo a Milano, nel quartiere Corvetto, siamo in quello denominato Porto di Mare, quindi il parco denominato Porto di Mare. Un progetto avviato già da tempo da un'associazione che si chiama Italia Nostra, che ha avuto in concessione quest'area dal Comune di Milano appunto per la bonifica e per la rimessa in utilizzo da parte degli sportivi, quindi soprattutto un parco che si presta al sport della bicicletta in tutte le sue sfaccettature, quindi che potrebbe diventare un percorso per quanto riguarda le gare di ciclocross e di mountain bike, ma non solo, soprattutto per gli allenamenti sia di adulti che di bambini. E già da qualche tempo alcuni team si dedicano agli allenamenti in questo parco. Li incontreremo stamattina, parliamo di team conosciuti anche nei campi gara, ma parliamo anche di semplici appassionati che hanno trovato in questo polmone verde alcuni percorsi molto interessanti e che andremo stamattina poi a vedere con loro. Siamo qui con Silvio Anderloni, direttore del Centro della Forestazione Urbana di Italia Nostra, che è appunto l'associazione a cui il Comune di Milano ha dato in concessione il parco per la rivalutazione. Italia Nostra, parliamo prima di questo Silvio, associazione che... Magari raccontaci qualcosa sull'associazione, quando è nata, perché è nata e quali sono stati i progetti nel passato che sono andati a buon fine. Allora, Italia Nostra è nata nel 1950 come associazione per la difesa soprattutto del patrimonio storico-artistico del paese. Poi ha iniziato a occuparsi anche della parte ambientale, soprattutto nel 1974 a Milano ha creato il Bosco in Città, anni in cui Milano mancava completamente il verde, ha introdotto in Italia il concetto di forestazione urbana, di portare la natura in città. Da lì, dal Bosco in Città, poi si è sviluppato a fine anni 90 il Parco delle Cave in zona ovest di Milano, 120 ettari anche lì strappati al degrado, attraverso un lavoro intenso di riqualificazione. Sempre la nostra caratteristica è di lavorare insieme ai cittadini, la partecipazione dei cittadini a tutti i livelli. Parliamo oggi, visto che siamo qui nel parco di Rogoredo, perché siamo vicini alla stazione di Rogoredo, ma anche il parco naturalmente che serve la popolazione del quartiere Corvetto di Milano. Un polmone verde di 65 ettari, come dicevo poc'anzi, che è stato anche recentemente oggetto di alcune vostre iniziative, come la camminata ecologica, che ha fatto sì nel tempo, anche con altre manifestazioni di quel genere, la raccolta quindi di 300 tonnellate, se non sbaglio, tonnellate di rifiuti. E poi anche la settimana scorsa, per esempio, l'esibizione di un musicista di 23 anni, un pianista che ha suonato qui all'interno del parco. Si stimava che non sarebbe venuto nessuno, invece si è riempito oltre 200 le presenze, le persone con gli ombrelli sotto la pioggia, anche i tronchi che hai preparato per far sì che si sedessero. Ecco, allora raccontaci questo progetto, Porto di Mare. Porto di Mare, allora, area, ahimè, tristemente famosa come Boschetto della Droga, ma a noi piace chiamarlo Porto di Mare, dove la natura ha parlato. Se ci guardiamo intorno vedete che il luogo è molto bello, ci sono anche animali che vivono in libertà e la caratteristica anche qui è stata questa, da subito coinvolgere i cittadini, sicuramente le iniziative, ma soprattutto tante attività in cui i cittadini vengono e aiutano a raccogliere i rifiuti, a censire gli animali, a fare dei lavori di cura e di presenza nell'area. Quindi tutto funziona attraverso un gruppo di operatori nostri che è qui quotidianamente a fare delle cose, e in un anno e mezzo siamo passati da oltre 35 ettari occupati da attività illegali anche molto gravi, siamo arrivati a 1 ettaro solo occupato da questa attività e poi il motivo per cui siamo qui oggi, abbiamo realizzato insieme agli appassionati di mountain bike e biciclette questo sentiero 3,8 km di saliscendi in mezzo alla natura, fatto in modo rispettoso dell'ambiente, delle presenze naturalistiche presenti,
aperto a tutti, a tutte le possibilità, da tutte le gambe. Bene, grazie Silvio, complimenti per quello che fate Grazie. e per quello che farete in futuro. Grazie. Allora, Roberta Guarnieri, omonima, bellissimo. Siamo qui stamattina in questo polmone verde bellissimo con questa giornata di sole, non ci aspettavamo una giornata così bella, anzi era stimata la pioggia, invece ci ha regalato questa bellissima giornata. Avvocato, amministratrice locale italiana, quindi assessore per quanto riguarda il Comune di Milano per il turismo, lo sport, è una cosa che a me piace moltissimo, che è qualità della vita, per il Comune di Milano, esatto. Quindi hai ripreso un progetto che era stato un pochino abbandonato dall'amministrazione precedente, che è la riqualificazione della Vigorelli, il famosissimo Vigorelli, di cui adesso magari ci dici due parole innanzitutto. Sì, in realtà è un processo molto complesso che non ho ripreso perché è stato abbandonato, ma che ho continuato perché si completerà nel 2020. È una riqualificazione completa di tutto l'impianto, che quindi verrà destinato innanzitutto alla bicicletta e poi anche al futuro americano e al rugby per bambini. Tutta la parte sportiva è pronta, adesso stanno procedendo con i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e del sottotribune, e ci saranno anche degli spazi commerciali, e quindi ridaremo vita completa al Vigorelli, ripeto, nel 2020, ma già oggi è a disposizione delle 3 federazioni, bicicletta, rugby e football americano, per promuovere attività sportiva. Ecco, parliamo del Vigorelli, quindi un cult per quanto riguarda il ciclismo, però un posto al chiuso. Qui invece siamo all'aperto, quindi riqualificazione del parco che verrà rinominato, non verrà nominato, ma verrà rinominato Porto di Mare, per darlo appunto in uso, in utilizzo ai bikers. Ho visto anche tanti giovani stamattina qui in giro già pronti con la bicicletta per il loro giro. Cosa mi puoi dire di questa bellissima iniziativa? Ma posso innanzitutto ringraziare chi effettivamente si è occupato di questo, in primis Italia Nostra. Hanno trovato una situazione complessa di grande degrado e di abbandono, e in poco più di un anno sono riusciti a recuperare il 95% del territorio, ripulendolo e soprattutto appunto costruendo questo percorso di mountain bike che piace tanto ai ragazzi e anche ai meno giovani, e che è un modo per dimostrare come attraverso lo sport si possa veramente vivere, si possano vivere dei posti che sembravano abbandonati e degradati, ma che in realtà sono meravigliosi. Ed è anche un messaggio importante sotto profilo sociale, cioè questo posto ha vissuto e vive purtroppo ancora oggi delle criticità di persone che vengono qui perché non sanno dove andare, di famiglie che vengono qui a cercare i loro ragazzi perché non sanno dove altro trovarli, quindi è uno stimolo per l'amministrazione e per tutti di dare dei luoghi di accoglienza a chi ha più bisogno, e soprattutto di far capire come attraverso la riqualificazione di questi posti si possano far vivere in maniera gioiosa e con tanta passione da parte dei cittadini. Bene, quante cose positive che ci hai raccontato. Grazie, amministrazione di Milano, quindi. Grazie a voi e grazie a tutti, veramente bisogna tenere proprio l'attenzione alta, perché riappropriandosi di posti abbandonati si fa bene alla città. Siamo qui in quest'angolo verde del parco Porto di Mare con Cordiano Dagnoni, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, nonché conduttore di Derni. Poi ci spiegherà che cosa sono i Derni, in pista, quindi nelle manifestazioni internazionali di questo particolare sport. Se ne occupa insieme a suo fratello Christian, se non sbaglio è comunque un'eredità del papà Mario. Avete anche dedicato un museo addirittura a questa specialità. Raccontaci un pochino
di che cosa si tratta. Sì, buongiorno a tutti. Io sono un presidente un po' anomalo perché sono un presidente attivo, mi piace, mi diverto ancora quando mi diletto nelle gare in pista con i derni. I derni è questa specialità dove si corre in coppia c'è il corridore che pedala ovviamente, davanti il conduttore del derni che è un motorino di 80 cm3, dove però anche il conduttore deve pedalare e il binomio funziona bene perché quello che guida il motorino deve essere quello che studia le strategie. Io faccio sempre l'esempio del salto ostacoli dove il cavallo salta ma poi il cavaliere è quello che decide le strategie, le traiettorie, i tempi eccetera, e lì più o meno siamo nella stessa condizione, per cui quello davanti è fondamentale per la riuscita della gara. Mi diverto in questo, mio fratello fa anche lui questa specialità e lui si occupa di reperire materiale storico per questo piccolo museo che abbiamo messo insieme un po' anche in onore del papà, che era un grande conduttore dei tempi storici, quando si usavano anche negli Steyr, per cui nel dietromotori, moto più pesanti, addirittura c'erano moto da 2000 di cilindrata, c'era un moto con trasmissione a cinghia. Poi si è passato a moto commerciali di 500 di cilindrata, ma comunque che si usano ancora adesso all'estero. Infatti mio fratello fa anche dietromotori all'estero e va spesso a Zurigo, fa i campionati europei. Io invece mi fermo al derni, che è un mezzo più leggero e mi consente anche di svolgere l'attività di dirigente federale. Ecco, Cordiano, parlando adesso del parco, noi abbiamo fatto 2 passi insieme per raggiungere questa postazione, abbiamo decretato tutti e due che insomma è un polmone verde bellissimo, non sembra di stare vicino a Milano, anzi non sembra di stare a Milano. Sicuramente come Federazione Ciclistica Italiana avrete interesse a che questo progetto vada a buon fine, poiché nuove leve sicuramente verranno qui ad allenarsi, è già un motivo perché i giovani si avvicinino al mondo della mountain bike o di altre specialità similari. Assolutamente sì, come dicevi giustamente tu Roberta, noi abbiamo un grande bisogno di spazi protetti, di strutture sicure, perché il nostro grande problema per la promozione del ciclismo è la sicurezza. E passando qui fuori uno non può immaginare che ci sia un parco così bello e così vasto dove potersi allenare in sicurezza. I miei figli andavano a scuola proprio qui vicino e io non mi sono mai accorto di questo parco. Adesso entrando sono rimasto veramente sorpreso. Noi come comitato regionale, ma soprattutto supporteremo il comitato provinciale per la promozione di questo luogo. Prima parlavamo anche con l'assessore Guaineri di poter promuovere magari il parco con iniziative di formazione o addirittura poi magari assegnando qualche campionato, può essere provinciale, regionale, per far conoscere il parco anche a chi arriva da fuori Milano, ma per noi sicuramente importante per la promozione della bicicletta in generale. Poi la mountain bike è quello strumento che ti consente di allenarti negli spazi verdi, fuori dal traffico, per cui anche per i genitori è sicuramente un mezzo più tranquillo e più accessibile che non quello della strada, dove comunque si è in balia del traffico. Bene, quindi progetto Porto di Mare approvato anche dalla Federazione Ciclistica Italiana, dal Comitato regionale della Lombardia, quindi Cordiano Dagnoni, anche naturalmente il tuo vicevicario Fabio Perego, quindi c'è l'appoggio, andiamo, iniziamo. Assolutamente, poi questo luogo io ho sempre sentito parlare come un luogo malfamato, invece noi daremo tutto il possibile per fare che poi venga riconosciuto come un luogo sicuro, tranquillo per le famiglie e per la promozione della bicicletta e del ciclismo.
Allora, Claudia Giordani, sono emozionata ad essere qui con te perché oltre al tuo ruolo di delegato provinciale del CONI di Milano sei stata una grande sportiva, quindi una sciatrice, giusto? Mi fa piacere di parlare con te perché sei stata un'atleta di punta della nazionale femminile negli anni 70, sei stata un'atleta iridata più volte, medaglia d'argento alle Olimpiadi. Raccontaci che cos'è la valanga rosa, per esempio. Sì, io ho fatto attività agonistica tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi ho concluso dopo gli anni 80. E la valanga rosa è questo termine che fu coniato sulla scia di quello al maschile, valanga azzurra, perché quel periodo per lo sci alpino è stato un periodo veramente storico che molti si ricordano ancora perché eccezionale come quantità di risultati ottenuti da tantissimi atleti, cioè la squadra italiana era fortissima al maschile e appunto sulla scia di questo anche la squadra femminile, a partire dal mio piccolo contributo, è riuscita in pochi anni a costituire un gruppo di ragazze che ottenevano grandi risultati, anche qui in grande quantità come numero di atlete. E quindi questo termine valanga proprio per dimostrare forse per la prima volta in Italia un risultato di squadra. Lo sci è uno sport individuale, ma quello fu il primo risultato, diciamo, di squadra italiana ad affermarsi a livello internazionale. Ecco, oltretutto anche Claudia, anche figlia di un noto giornalista sportivo, commentatore. Sì, papà è stato un grandissimo giornalista sportivo, sia televisivo, quindi era la voce della pallacanestro italiana in quel periodo, sia invece con tutte le sue iniziative, la rivista Superbasket e le sue produzioni anche a livello di pubblicazioni, libri, eccetera. È stato soprattutto un grande appassionato. Grazie a lui tantissimi si sono appassionati al pallacanestro in particolare, ma direi allo sport in genere. Un periodo magico un po' per tutti gli sport. Perfetto, quindi parliamo del CONI adesso che tu rappresenti qui oggi e parliamo del progetto Porto di Mare. Come pensate di intervenire in questo progetto che tenderà a far diventare questo parco Porto di Mare un parco adatto a tutti per lo sport, in particolare per le biciclette, ma non solo? Ma dunque, intanto complimenti alla Federazione Italiana Ciclismo per questa iniziativa, in particolare al Comitato Provinciale di Milano e alle società che poi verranno coinvolte nel progetto. Lo sport è una grande opportunità per, diciamo, portare nuovi progetti anche non in termini agonistici. Sappiamo quanto è importante ottenere risultati, ma sappiamo anche quanto lo sport possa dare alla cittadinanza e ai luoghi in termini invece di presidio del territorio, intrattenimento e capacità di trasformare, di cambiamento importante. In questo caso proprio ci troviamo all'interno di un progetto così significativo perché dà la possibilità appunto di trasformare e rendere molto più a portata di tutti un luogo estremamente affascinante che tra l'altro non tutti conoscono qui a Milano. Bene, il CONI nell'ottica di servizio alle federazioni è vicino appunto a tutte queste iniziative, è vicino soprattutto alle società sportive che rendono un servizio a loro volta alla cittadinanza e tenta di offrire coordinamento ma anche risorse anche solo umane per rendere possibili nuovi progetti. Bene, grazie Claudia e complimenti ancora rinnovati a te per la tua attività sportiva del passato e anche per le tue attività odierne.
Sì, grazie, ma soprattutto complimenti a chi fa sport da un lato e a chi propone sport. Lo sport è un'opportunità, come dicevo, è un percorso, offre percorsi di vita, non solo di così, pratica atletica, diciamo, ed una grande risorsa per cui tutti dobbiamo impegnarci e dobbiamo far sì che lo sport possa continuare a essere vicino alle famiglie, ai ragazzi, alle nuove generazioni, per avere poi cittadini migliori in futuro. Comitato provinciale di Federciclismo di Milano. Doveva essere con noi il presidente Walter Cozzaglio, ma noi non ci facciamo mancare niente. C'è qui il vicepresidente nonché segretario appunto di Federciclismo Milano, Luigi Vidali. Siamo qui tranquilli in questa bellissima giornata di sole, sapendo anche che tu sei, non dico l'ideatore del progetto Porto di Mare, ma un po' il coordinatore di tutto. Anche questa giornata qui con tutti questi personaggi che via via si sono avvicendati nelle varie interviste, sono stati contattati da te per venire a raccontarci un pochino come si svolgerà questo progetto Porto di Mare. Sì, in effetti la cosa è nata per caso. Quest'inverno, parlando diciamo con un amico che è l'organizzatore poi di Ciclopride, che tutti sicuramente conoscono, Ercole Gianmarco, che mi aveva accennato di un progetto assieme alla Fondazione Cariplo per il recupero di alcuni quartieri di Milano critici, e uno era il Corvetto, e mi ha accennato: guarda, si potrebbe fare qualcosa, c'è un parco. Inizialmente mi ha chiamato, mi ha detto del parco della Vettabbia. Io non sapevo, pur essendo milanese, abitando a Milano, non sapevo dove fosse. Una domenica abbiamo fatto un'uscita con la nostra società ciclistica, che è di Cassina de' Pecchi, Avis Sport e Solidarietà. Abbiamo fatto l'apertura all'abbazia di Chiaravalle. Io da Milano sono venuto in mountain bike e ho detto: così colgo l'occasione per scoprire questo parco, e inizialmente sono andato alla Vettabbia. Dopodiché, continuando la strada, ho visto un biker lungo, non riuscivo a capire bene dove fosse, e ho circondato, ho fatto un giro tutto intorno al parco ed ho trovato anche la polizia locale, e ho chiesto loro, ma questo parco qui, guarda, non ci sono problemi, abbiamo una nostra collega, Rosanna Cisimo, che si sta occupando, ha fatto un percorso assieme al team Gemini, assieme al team diciamo della polizia locale, eccetera, e mi hanno dato i riferimenti. Nel frattempo con la bici ho fatto un giro, ho scoperto questo spettacolare parco, e da lì è nato tutto. Abbiamo organizzato un incontro in comitato, e l'idea che è venuta fuori non da me ma da tutti, ma perché non lo presentiamo come deve essere, e quindi un parco dove portare ragazzini, portare bambini, c'è la natura. A me è capitato di incontrare fagiani, incontrare leprotti, addirittura c'è il Cavaliere d'Italia, cosa stranissima, è una specie di gru, eccetera. Il picchio che continuava a picchiettare su una pianta, quindi effettivamente è un parco che per noi potrebbe essere molto importante da qui in avanti. Ecco Luigi, ci siamo cimentati anche noi qualche settimana fa, no? Nel giro del parco, e quindi abbiamo visto dei sentieri segnati molto bene, perché c'è stato già un preludio a questo progetto, quindi avete già iniziato a segnalare i vari percorsini sul parco. Ho visto dei tronchettini di legno con un cartellino, una roba molto ecologica, quindi. Sì, esatto, non siamo stati noi come federazione, ma è stato il team diciamo, della polizia locale, il team Gemini, che hanno pensato di segnarlo, e quindi oramai è impossibile sbagliare il percorso. Ci sono tantissime varianti. Noi come comitato abbiamo cercato, Milano è un bacino enorme,
per noi e è impensabile non riuscire un domani ad avere dei campioni che sono proprio milanesi e per far questo bisogna partire dal basso, inizialmente con il divertimento. Cercare di portare in luoghi sicuri, in sicurezza, perché quando si parla di biciclette i genitori strizzano subito il naso e allora abbiamo cominciato a fare delle manifestazioni promozionali in alcuni parchi, ma il ritorno è stato abbastanza scarno. Partecipiamo alle Olimpiadi degli Oratori con una gymkhana all'Expo. È diciamo, fine giugno, abbiamo partecipato anche l'anno scorso e facciamo promozioni in tal senso e abbiamo visto che questo parco potrebbe essere davvero il futuro per questo sport. A noi non interessa che il ragazzino diventi stradista, biker o piuttosto faccia ciclocorsista, l'importante è che si diverta e qui vediamo la possibilità. Verso la fine di quest'anno, a settembre, ci sarà anche la seconda edizione del Bike Festival. Abbiamo fatto un incontro in comitato e l'idea è di organizzare qualcosa, magari una biciclettata diciamo di massa, ovviamente con bici da mountain bike lungo il parco, magari organizzare anche una mattinata come se fosse una piccola scuola di utilizzo della bici di mountain bike. Insomma, rivitalizzare questo parco e magari dall'anno prossimo cominciare a fare delle manifestazioni sportive a tutti i livelli. Oggi avete visto ci sono tanti ragazzini, ci sono anche master, eccetera, perché effettivamente poi li intervisteremo e vedremo anche le loro opinioni in tal senso. Io ci ho impiegato 20 minuti, è vero che non sono molto preparato ultimamente, c'è chi mi dice che chi pedala bene lo fa in 10 minuti, sono circa 3,5 km. Ci sono i ragazzini del Team Galbiati che ha accettato la nostra idea, il nostro invito, eccetera, e magari loro ci daranno anche delle indicazioni, cosa migliorare, cosa occorre fare per renderlo effettivamente un bel percorso, ma lo è già. Allora, Fabio Valentini, noi ci conosciamo bene, sei qui come portacolori del team, appunto Gemini Team, portatore della voce per quanto riguarda l'AISLA, poiché siete dei volontari, correte per passione e poi devolvete naturalmente tutte le vincite eventuali in denaro a questa associazione AISLA. Come sapete benissimo il team è composto da circa 90 atleti per i quali sicuramente non troverete mai atleti sul podio, questo perché noi non ne facciamo una questione di competizione pura e massima, ma bensì una questione anche di solidarietà. Come giustamente hai detto, tutti i proventi che noi proventi dalle vincite per quanto riguarda i campionati e varie gare vengono poi devoluti appunto all'Associazione Nazionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, che fa ricerca e più che altro sostiene anche questi malati per garantirgli un futuro migliore anche con dei servizi che ad oggigiorno sappiamo bene essere la sanità un po' carente in questo senso. Per quanto riguarda la parte gare, come vedete siamo conosciuti anche per quel team dove arriva anche in grande massa, nel senso che è più sentita questa cosa, infatti il nostro motto è ci muoviamo per chi non può muoversi, non a caso è stato proprio coniato nel pieno rispetto anche di questa essenza di volontà nostra della squadra. Ecco, 90 atleti di cui se non sbaglio 12 donne, giusto? Sì, quest'anno abbiamo fatto l'apertura a tutti gli effetti al mondo donna, non ci aspettavamo questa grande adesione. Per quanto riguarda la componente femminile abbiamo più di 12 ragazze, anche donne, anche signore, madri di famiglia, piuttosto che ragazze molto giovani, che non tutte ovviamente si cimentano in campionati abbastanza pesanti a livello di numero di gare, anche per tipologia di gare, ma bensì le possiamo sempre trovare comunque anche nelle uscite amatoriali che facciamo durante le domeniche.
Ecco, per riagganciarci un pochino a tutti e due gli argomenti, nel senso settore femminile del Gemini Team e parco Porto di Mare, progetto Porto di Mare soprattutto, parlavo stamattina con una tua collega di team, con una tua compagna di squadra che mi diceva che utilizza anche lei questo parco per gli allenamenti. Ecco, parliamo di Porto di Mare. Sì, Porto di Mare è un parco che l'abbiamo visto di fatto nascere, nel senso che per quanto riguarda i presupposti, o meglio i passati, le vicissitudini del parco, posso dire semplicemente che c'è stato un grandissimo impegno da parte appunto dell'Italia Nostra Onlus, che è quella che se ne è occupata alla fin fine di gestire il tutto, di risistemare, addirittura anche di creare un tracciato per la quale sia nel quotidiano che soprattutto nei weekend possiamo trovare atleti che vengono a girare il percorso appunto per fare allenamento. È un percorso adatto a tutti, parliamo sia di ragazzini che anche di giovani, anche di professionisti. Ovvio non ci sono le montagne alle spalle come vedete, tuttavia ci sono situazioni di saliscendi, anche percorsi un pochettino più tecnici per la quale sia le donne in assoluto, come tu hai menzionato, ma anche chi vuole cimentarsi in un ritmo abbastanza forsennato per potersi fare la gamba, che diciamo è il motore trainante di questo sport. Ecco, grazie Fabio, noi ci vediamo poi da domani di nuovo nei campi di gara, ma può essere anche che ci ritroveremo qui a Porto di Mare a girare con le nostre mountain bike in allenamento. Sì, la volontà nostra è anche quella di creare degli eventi futuri per il quale, sempre come coesione, ricordo bene che ci sono state anche delle uscite serali notturne con tanto di vin brûlé, di musica, ci sono state anche altre attività, perché come vedrete questo parco è un parco tutto da vivere, da scoprire e soprattutto da esplorare. Allora, Fabio Orman, Galbiati Team, Cicli Esposito, avete tra le vostre fila chi ha dato il nome alla squadra, quindi Rossella Galbiati, si fa prima dire quello che non ha vinto perché, allora, campionessa di ciclismo, un bronzo mondiale, 12 maglie tricolori, 48 presenze in nazionale, 6 primati mondiali su pista, insomma... Siamo molto orgogliosi. Esatto, siete molto orgogliosi, infatti dà il nome al team Galbiati ed è il vostro presidente, benissimo. Allora, quindi una squadra che copre diversi settori, quali il ciclismo da strada per esempio, ma tu fai parte del settore mountain bike. Raccontaci un pochino della storia della vostra squadra o di quello che mi vuoi raccontare della vostra squadra e poi anche di Porto di Mare. Sì, allora io vengo dal gruppo di mountain bike che era sempre stato all'interno di Cicli Esposito, ci chiamavamo Team 99 e adesso da quest'anno siamo confluiti dentro il Team Galbiati che ci ha accolti a braccia aperte, siamo molto contenti di essere qua con loro, con il team. Facciamo gare di mountain bike, facciamo gran fondo, cross country, all'interno della nostra squadra, pur che piccola che sia, abbiamo comunque degli ottimi atleti. C'è Roby Davò per esempio che è secondo di categoria nel circuito nord-ovest, è il circuito che stiamo seguendo noi e niente, ci divertiamo, è una vita che lo facciamo e ci piace. Allora, invece per quanto riguarda il percorso, qui all'interno di questo parco che abbiamo già ormai nominato Porto di Mare, ecco, com'è il percorso? Ti è piaciuto? L'avete provato tutto? Guarda, sì, è la prima volta che vengo oggi, proprio non avevo mai provato, l'avevo sentito nominare un po' di volte, ero curioso e infatti ho colto l'occasione oggi per venirla a provare, è divertente, io ci vedo bene, che ne so, organizzare qui una 6 ore per esempio, sai quelle gare che si fanno in circuito, no? Che si fanno a staffetta, questo secondo me è un posto dove si può organizzare e ci si può divertire molto, assolutamente. Allora, oggi qui tra i tanti team presenti per fare, diciamo, per provare i percorsi del parco che diventerà appunto Porto di Mare, doveva esserci anche Rosanna Cisimo, che è la responsabile per quanto riguarda il gruppo sportivo della Polizia Municipale di Milano per il settore ciclismo, giusto? Ecco, abbiamo qui altri membri del team naturalmente che sono intervenuti, quindi soprattutto e prima di tutto Alessandro. Allora, Alessandro Piacentini, raccontaci un pochino chi siete, cosa fate, da dove venite, no? Perché sappiamo bene che venite dalla Polizia Municipale di Milano. Porto di Mare, se lo utilizzate già per i vostri allenamenti e quali sono i vostri progetti in merito? Allora, Porto di Mare è il luogo che abbiamo scelto tra i tanti di Milano per incontrarci e allenarci settimanalmente, quindi una volta a settimana ci incontriamo e ci divertiamo innanzitutto perché
dopo il lavoro c'è bisogno di svago, di divertimento, quindi è un po' uno dei motivi del gruppo, diciamo, il gruppo sportivo. Ci incontriamo e per quale motivo abbiamo scelto questo parco? Perché riteniamo che la nostra presenza sia importante per dare un buon esempio al fine della riqualificazione dell'area. Sappiamo che è un'area abbastanza problematica, però diamo anche il nostro contributo, oltre che in servizio, fuori servizio, per stimolare le persone a vivere attivamente questo parco che è molto bello, molto verde e pieno di vita. Allora, parliamo di questo percorso che avete provato oggi. Si parlava di diverse discipline legate al ciclismo, quindi dal cross country a magari altre tipologie, la BMX, oppure anche per quanto riguarda il ciclocross. Hai provato il percorso? Come l'hai trovato? Io non sono un esperto di questo sport, sono abbastanza un neofita, io sono sempre andato su strada con le bici da corsa. Comunque mi sembra un percorso molto valido, abbastanza tecnico, ci sono salite, discese, curve impegnative, certo non per il primo che capita, e quindi mi sembra, per venirsi a fare un allenamento, anche una discreta lunghezza, mi sembra fatto bene, insomma. Ecco, grazie Angelo. Prego. Passiamo a questo giovanotto che vedo qui. Allora, Gaetano, non ti chiedo quanti anni hai, perché mi sa che 74. Complimenti, hai fatto il Sono giro. Sì, il giro è bellissimo. Io ho vinto il primo campionato italiano dei vigili a Viterbo nel 2002 e devo dire ho consigliato alla Rosanna di organizzare un campionato italiano in questo parco, perché diciamo è valido, si può fare delle modifiche, perché sennò i giovani oramai vanno 30-35 all'ora su questi percorsi, e fare degli ostacoli, fare in modo che si rallenti un po' la velocità, e c'è lo spazio, c'è tutto, siamo vicini alla tangenziale, e siccome diciamo, sta un po' morendo per i campionati italiani, no? Io ho vinto l'anno scorso a Imola, con la mia età, sono arrivato quasi alle 15 del pomeriggio, però l'ho finita, mi hanno fatto i complimenti. L'importante è partecipare, mi diverto, sono in pensione da 7 anni e faccio il nonno a tempo pieno. Allora, a sorpresa qui oggi, in questo sabato, bellissimo sabato di sole, qualcuno si è aggregato perché ha trovato la notizia su internet, venendo addirittura dalla Brianza, da Lissone e da Corso Sempione a Milano, va benissimo lo stesso. Tra l'altro dei miei ammiratori. Ecco, mi avete seguita fino a qua, avete provato il percorso, come l'avete trovato? Ma guarda, per me è stata una bella sorpresa, anche perché diciamo, non pensavo che a Milano, uno pensa a Milano, pensa alla città, invece c'è un bel parchetto che poi è anche in via di sviluppo, e quindi bello, una bella sorpresa, non sapevo proprio che esistesse questo posto, molto 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 bello. Ecco, questa è la prova che internet, anche se rompe un po' le scatole, un po' troppo moderno, però ogni tanto serve per qualcosa, No, giusto? serve a questo, serve a vedere gli eventi, che se no, se non ci fosse internet non ci sarebbe modo di pubblicizzarli più di tanto, quindi anche chi magari ha a che fare un po' con social network, queste cose qua, si accorge che ci sono eventi anche magari a Milano o comunque distanti, che se non ci fosse il social network non puoi sapere, insomma. Ecco, so che stasera poi parteciperai a una famosa notturna della Brianza in bicicletta, e chissà che anche questo parco prima o poi non diventi sede di una competizione del genere. Se magari sarebbe veramente una bella cosa. Allora, da Corso Sempione, vicinissimo, ma sì. com'è Milano per pedalarla per arrivare fino a qui? È allucinante, guarda, è una cosa che io viaggio sia in moto che in bici, però è pericolosissimo perché la gente non ha proprio la cultura della bicicletta nella moto, di stare proprio appiccicato dietro a pochi centimetri, ed è veramente veramente pericoloso. Le piste ciclabili sono quelle che sono, e perciò è un'avventura ogni giorno girare per Milano, girare città. Ecco, quindi a maggior ragione benvengano queste iniziative che riportano alcuni percorsi in città, per la città,
e soprattutto per chi è appassionato di bici. Tra l'altro qui c'è anche un grande parcheggio, quindi se uno proprio non volesse pedalare all'interno di Milano, che ancora non è organizzata, ma piano piano ci arriveremo, e allora può portarsi la bici sulla macchina e scaricarla qui al parco e farsi un bel giro. Certamente, anche perché io sinceramente è la prima volta che vengo qui, dovevo venire un paio di volte, poi per varie necessità non siamo più venuti, e ho trovato veramente un bel parco, una bella situazione, come diceva appunto Massimo, abbiamo fatto il giro in mountain bike, fatto bene, e speriamo che queste iniziative appunto proseguendo il tempo si ampli e diventi sempre veramente un parco per Milano, soprattutto per chi vuole girare tranquillamente con la mountain bike. Perfetto, grazie. Allora, il tuo nome? Sergio. Massimiliano. Bene, buon rientro a Parco Sempione, a Corso Sempione, perdonami, buon rientro a Lissone. Le macchine, Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.